Rieccoci, primo sito a Paris, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, l'orario è inconsueto perché ovviamente prima, come vi ho detto all'inizio, abbiamo dato in onda la partita del Padova e quindi ci siamo in seconda serata per raccontarvi appunto questa brutta storia che stiamo vivendo in tutto il mondo e soprattutto anche in Italia. Andiamo a sentire se è pronto cosa ha detto Zaia oggi pomeriggio in un passaggio. Zaia fa la conferenza, domani darà l'ordinanza delle nuove ristrettezze e oggi un po' le anticipate, non so se è pronto il servizio, se possiamo andarlo ad ascoltare. I cittadini chiedono, ma diventiamo zona rossa, ma cosa succede, ma saremo tutto, ma lockdown? Io rispondo sempre, dipende da voi. Cioè, non è che è colpa del pneumologo, dell'infettivologo, dell'intensivista, dell'infermiera o dell'OS se andiamo in zona rossa. Cioè, è chiaro questo, no? Cioè, non serve che lo dica un'altra volta. Se andiamo a peggiorare la nostra situazione è perché qualcuno pensa di essere più furbo del virus. Il virus si diffonde, riusciamo a contenerlo, riusciamo a combatterlo, però se la gente non porta le mascherine, non rispetta un minimo di regole, è inevitabile che qualche guaio ce lo portiamo a casa e noi ce li troviamo alla porta dell'ospedale. Allora domani presenterò questa ordinanza che parlerà proprio di assembramenti e della necessità di dare delle regole a chi ancora queste regole non se le ha fatte entrare in testa. Avete capito, domani noi oggi siamo stati lì come tutti i colleghi delle televisioni locali che da mesi stanno andando alla protezione civile di Mestre per ascoltare quello che dice il Presidente della Regione Veneto e domani darà una nuova ordinanza con delle nuove ristrettezze ovviamente per quanto riguarda la nostra regione, come giusto sia, immagino siete d'accordo in questo? Ma ci mancherebbe, io avrei ristretto anche prima dal punto di vista dei comportamenti individuali. L'importante è che non si dica sotto traccia che c'è stato un momento in cui tutta la politica era d'accordo nel riaprire. Questo è il punto e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Io non sono mai stato uno per dire che non bisognasse riaprire. Io sono totalmente contrario a quelli che stanno dietro ai negazionisti, perché hanno preso corpo anche i negazionisti, anche se qualcuno direbbe di no, che era una febbriciattola, che non avrebbe colpito nessuno, che nessuno andava in ospedale. Questo è il punto. Stanno diminuendo. Stanno diminuendo obiettivamente perché si trova di fronte ai numeri degli ospedali che dicono il contrario. Nella vita c'è sempre Bastian contrario. Poi era tanti Bastian contrario. Cosa voleva dire? Anche la Meloni, tutti hanno detto in quel periodo, è vero, apriamo tutti. Perché tutti ma ancora adesso lo diciamo. Ecco, allora. Noi siamo quelli che siamo contro il lockdown, ma nessuno, non abbiamo cambiato idea. Tenere aperto con i protocolli sanitari è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo come esercenti, commercianti, imprenditori, negozianti, familiari, lavoratori, tutti. Il problema è che lo Stato deve fare lo Stato, qui è mancato lo Stato. Cioè il problema è che se un esercente fa i protocolli con tutto quello che gli viene chiesto e fuori dalla porta c'ha 1000 persone che non rispettano quella che è le regole della legge della pubblica sicurezza, scusi, ma non è compito, scusate, ma perché viene chiesto a un esercente di fare il vigile del fuoco, responsabile igienico-sanitario, responsabile della sicurezza, responsabile adesso del Covid, responsabile anche dei propri lavoratori, perché deve prima che arrivi deve anche garantire. Mi faccia fare scusi, una domanda. Se viene chiesto a un esercente di farlo, perché lo Stato non fa lo Stato? Se lo dici come Buttad mi sta bene, ma se lo dici dopo aver fatto per 10 anni il sindaco, tu sai benissimo che è impossibile militarizzare il sistema Italia così come è stato fatto il lockdown. Io non riesco a finire un pensiero però, cioè, ogni volta mi si dà la parola poi non riesco a finirlo. Insomma, allora, il problema è, lo so che dà fastidio, ma perché i sindaci, scusa, quando è stato nel mese di marzo-aprile, hanno autonomamente deciso di chiudere l'RSA? Qui è successo non autonomamente. Autonomamente, no. Noi l'abbiamo chiuse noi. Abbiamo deciso di mettere la polizia municipale sugli argini, chiudendo con l'ordinanza le ciclovie turistiche. Scusa, lasciami finire però, perché l'educazione vuole che uno parla e l'altro ascolta, se no io ascolto quando parli. E qui so che dà fastidio, ma è così e le abbiamo chiuse con le ordinanze sindacali, non c'è stato un'ordinanza. No. Adesso perché Zaia fa un'ordinanza sugli assembramenti? Perché non la sta facendo nessuno. E quindi interviene la regione quando qualcuno poteva. Allora, c'è un governo che 2 giorni fa è uscito, adesso non ricordo se Conte, con l'appello ai sindaci di intervenire sulle piazze. Adesso. E come mai non è intervenuto con la stessa maniera a settembre, a luglio?
però agli esercenti viene chiesto di fare tutti i protocolli. Allora si deve tenere aperto con i protocolli sanitari, perché l'economia non viaggi, le famiglie non vivono con aria ma con le risorse che si guadagnano lavorando, gli imprenditori riescono a dare posti di lavoro se hanno il lavoro, e quindi c'è un equilibrio perfetto che deve farlo la politica, la sintesi tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica. E i ragazzi, è vero, direttore, che sono stati bravi, mesi chiusi, però ci voleva fin da subito, come gli è stato chiesto al momento di stare bravi, perché se noi guardiamo bene, poi ho finito, all'inizio dell'emergenza sanitaria i nostri ragazzi, quando è stato fatto le prime chiusure, erano tutti nei parchi di sera fino alle 2 di notte in assembramenti di nuclei da 100, 30, 40 a seconda. Poi gli è stato chiesto, parlandoci, di avere attenzione, perché ci chiedevamo un senso di responsabilità anche a loro, e l'hanno messo in pratica. Probabilmente, se la stessa cosa fosse stata fatta in questa maniera, le cose sarebbero state diverse. Concludo, è tutto bello il suo discorso, condivisibile sicuramente. Io credo che per fare quello che dice lei ci vorrebbe un altro Stato, esempio la Cina, allora lì fai quello che dici tu. Qui ci vorrebbe una cosa un po' diversa, ritorno a quello che avevo detto prima, la pubblicità, l'educazione nelle varie famiglie, nei vari comportamenti, perché per quanto lei faccia un ragionamento che sotto un certo profilo è giusto, dice bisogna far vivere tutti, concordo nel suo ragionamento, poi ci sono le persone, e le persone sono fatte di tante mentalità, di tanti comportamenti, e nel gestire 60 milioni di persone ci vorrebbero 60 milioni di poliziotti, e questo è improbabile. Allora fa come in Cina, dove ci sono i quartieri, li chiude, col manganello li ammazza se vanno fuori. Allora anche qui si potrebbe fare come sta dicendo lei. Così come questo lo condivido. In Cina ha fatto così. Ma mi scusi, direttore, qua non stiamo chiedendo mettere una pattuglia di polizia municipale solo il fatto che ci sia all'inizio di un argine, dove chi arriva vede che c'è la pattuglia così e si fa la domanda se è a posto con le gomme, con i freni, con le pastiglie, con l'assicurazione, con il bollo, perché quando uno vede la pattuglia dice, la prima cosa che pensa è sono a posto con tutto. La stessa cosa la fa con la mascherina, se ha il distanziamento. È tanto difficile? No, ti sta sbagliando, mi scusi Enoch, se io dico. L'argine non è un assembramento. Lei mi vada a fare questo in Prato della Valle quando c'è il mercato a sabato. Quello è un assembramento. L'argine non è mai un assembramento. Lei mi vada lì a governare quando c'è il Prato della Valle pieno e ci sono 10.000 persone. Può diventare un assembramento anche l'argine. Un altro esempio. Se lei va sugli argini bellissimi che abbiamo in questi giorni, lei troverà che in verità, siccome si troverà che molte persone si trovano senza mascherina e sono molto ravvicinate. Così, se vuole, anche domenica scorsa le porta fuori. Il concetto è che se lei andava 2 settimane fa, erano costretti a essere sull'argine perché non c'è un'alternativa. Le dico una stupidaggine. Noi non tagliamo nelle spalle degli argini l'erba perché era alta. Quindi tutti stavano sull'argine. È una stupidaggine, ma in questa fase di emergenza avere l'erba tagliata dava la possibilità alle persone di magari dividersi in 3 superfici diverse degli argini con percorsi diversi. Non usavano neanche il percorso verde vita degli attrezzi perché c'era l'erba alta. Ora è una stupidaggine, ma l'inefficienza, in talune inefficienze o talune ritardi o mancate attenzioni in una situazione emergenziale diventa un problema. Posso dire una cosa anch'io finale, dopo non parlo più per almeno perché tra l'altro gli altri se no fai belle statuine, non penso che le abbiate invitato per fare le belle statuine. C'è Pontelli che sta scrivendo tutto, invece a lui chiedo solo di economia. Non penso che abbiate invitato gli altri ospiti per fare le belle statuine, anzi aspetto qualche commento sulle cose che ci siamo detti. Però con la stima, la profonda stima che ho nei confronti di Enoch Soranzo, se la butta in politica con il suo ruolo politico che gli compete e sta benissimo, allora io come dire, non parlo da amministratore, la butto in politica anch'io. Se invece parliamo da amministratori e torniamo con la memoria ad aprile, non si può portare il paragone di quando abbiamo fatto le ordinanze per chiudere gli argini. Eravamo nel pieno della vicinanza al lockdown, avevamo tutti in mente, tutti, perché che gli era il Fornaro, che gli era Sarà, che gli era il Cosa, erano tutti chiusi, tutti, e noi avevamo tutti quanti, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, tutti in strada a bloccare chiunque. È una cosa improponibile per una società che è per 3/4 aperta e che gli chiedi di stare chiusa per il segmento che non propaghi il virus, che è la cosa che cerchiamo di vivere adesso. La differenza è proprio questa. È improponibile, il rapporto. Vi blocco perché ovviamente siete stati chiari nel espletare i vostri pensieri in merito a questo che sta succedendo. Però quello che sta succedendo, come stiamo vedendo dai numeri, sono numeri importanti
importanti che riguardano ammalati, ricoverati in terapia intensiva e anche purtroppo deceduti, e quindi molto probabilmente, come ha detto prima il Presidente della Regione Veneto, ci sarà un'ulteriore scelta di chiudere determinati spazi, determinati negozi. Allora andiamo a vedere poi queste persone che sono presenti, andremo a parlare poi con l'ASLUM e con l'APE, che sono sicuramente quelli molto arrabbiati più di molti altri. Cosa succederà dopo, se i soldi arriveranno, come già detto Bisato, che sono già arrivati, come e quanti, perché è importante anche quello, per poter dare una mano a queste attività che molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, tantissime chiuderanno. Allora andiamo a vedere il servizio e poi ne parleremo in studio. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto ristori per sostenere le categorie economiche più colpite dalle ultime restrizioni. Cerchiamo allora di capirlo insieme. Cominciamo con le aziende e le partite IVA. Per queste categorie è importante anzitutto sapere due dati. Il primo, il fatturato relativo all'anno 2019. Il secondo, il calo di fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019. Saranno questi i due valori che serviranno a calcolare i ristori. Veniamo però ora alle tipologie di attività. Partiamo da bar, gelaterie, pasticcerie, taxi e noleggio con conducente. Le attività con fatturato 2019 fino a 400.000 euro riceveranno il 20% di quanto fatturato in meno tra le due mensilità di aprile. Quindi se un'attività ha fatturato 25.000 euro in meno riceverà 5.000 euro a fondo perduto. Le attività con fatturato compreso tra 400.000 e 1 milione di euro riceveranno il 15% della perdita di ricavi. Ipotizzando quindi una perdita di 100.000 euro ne riceveranno 15.000. Chi invece nel 2019 ha fatturato più di 1 milione di euro sarà ristorato del 10% dei ricavi mancanti, quindi nell'ipotesi in cui tale calo ammonti a 250.000 euro, la cifra corrisposta sarà di 25.000 euro. Passiamo adesso a ristoranti, alberghi e affittacamere. Per comodità terremo gli stessi esempi di perdita di fatturato: 25.000 euro per un'attività che nel 2019 ha fatturato fino a 400.000 euro, 100.000 per chi ha fatturato tra 400.000 e 1 milione, 250.000 per chi ha fatturato oltre il milione. I ristori in questo caso aumentano, passando rispettivamente al 30, 22,5 e 15%, visto che la chiusura alle 18 metterebbe più in difficoltà queste professioni rispetto a quelle precedenti. Altre attività penalizzate sono palestre, piscine, cinema e sale giochi costrette a chiudere. Qui i ristori aumentano ancora, passando rispettivamente al 40% del calo dei ricavi per chi nel 2019 ha fatturato meno di 400.000 euro, al 30% per chi ha fatturato tra 400.000 euro e 1 milione e al 20% per chi ha fatturato nel 2019 più di 1 milione di euro. Infine le categorie più penalizzate: discoteche e sale da ballo, chiuse senza sosta ormai da febbraio. Per loro i ristori salgono rispettivamente all'80, 60 e 40% delle perdite, con un tetto massimo però di 150.000 euro. Le partite IVA che avevano già fatto richiesta con il decreto rilancio non dovranno fare nulla e riceveranno il rimborso in conto corrente entro metà novembre. Tutti gli altri invece dovranno chiedere il ristoro e lo riceveranno entro metà dicembre. Passiamo poi ai dipendenti. Per loro sono state aggiunte 6 nuove settimane di cassa integrazione da usufruire tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. Qui calcolare di quanto potranno beneficiare i lavoratori è più complicato, ma ci proviamo. Chi ha uno stipendio lordo mensile inferiore a 2.159,48 euro riceverà 5,38 euro per ogni ora non lavorata. Chi invece ha uno stipendio lordo mensile superiore a 2.159,48 euro riceverà per ogni ora non lavorata 6,48 euro. Specifichiamo però che l'importo finale è a sua volta lordo, bisognerà quindi sottrarre le ritenute fiscali. Alla fine, arrotondando, si può dire che la cassa integrazione ammonta a circa l'80% dello stipendio. Infine, ecco i ristori per le altre categorie: 1.000 euro per i lavoratori stagionali, i lavoratori stagionali del turismo, quelli dello spettacolo, i lavoratori intermittenti, porta a porta e prestatori d'opera, 800 euro infine per i lavoratori del mondo dello sport. E ovviamente a completamento di questo c'è poi il decreto ristoro bis, perché questa era la prima parte. Ora andiamo a vedere la grafica, così poi abbiamo tutto il materiale per poterne discutere. Sono in piccolo però lo leggo. Allora, cassa integrazione anche gli assunti dopo il 13 luglio del 2020, proroga al 15 novembre 2020 dei termini per l'invio delle domande, fondo perduto, ampliati codici Ateco coinvolti, estesi anche alle filiere delle attività chiuse o ridotte. Nelle zone arancioni o rosse contributi più 50% rispetto al DL e ristori per alberghi, gelaterie,
pasticcerie, bar anche ambulanti, fondo di 280 milioni di euro per attività chiuse dei centri commerciali, credito d'imposta per gli affitti degli immobili commerciali e aziendali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, cancellazione della seconda rata IMO e proroga di versamenti, bonus babysitter e congedo straordinario nelle zone rosse. Questo è, oltre a quello che avete visto nel filmato, è il ristoro bis che è stato detto dal Presidente del Consiglio. Chiedo ai rappresentanti di categoria e poi vado al commercialista. Allora inizio con Bertini. Soddisfatto di quello che verrà dato, se hanno iniziato lo Stato a iniziare a erogare soldi alle aziende, se vi può soddisfare, perché chiudere bisogna chiudere, quindi... soddisfatto. La vedo più tranquillo però di gennaio e febbraio. Sì, di febbraio sì, adesso sono avvilito, ormai non ho più niente da spendere perché in questa situazione le nostre imprese sono in ginocchio, chiaramente adesso stanno arrivando i ristori, ha ragione Bisato, stanno arrivando, ho avuto anch'io conferma di questo, però quello che mi preoccupa è la situazione economica, oltre a quella sanitaria che è molto pesante perché il Covid sta dilagando in maniera impressionante e quindi le nostre imprese, anche se sono aperte fino alle ore 18, insomma, è un palliativo perché chiaramente la gente adesso è spaventata, ha paura, veramente ha paura adesso, quindi si muove in maniera diversa, non ha voglia di investire perché vediamo che i risparmi nelle banche stanno aumentando in maniera vertiginosa, quindi questo clima di incertezza mi sta spaventando seriamente. Ma io sono spaventato anche dal punto di vista proprio della politica che non sa dare risposte, ha dimostrato di non essere in grado di gestire una situazione di questo tipo. Io capisco che è una cosa nuova, che si sta presentando su un modo estremamente serio e pericoloso, però che qualcuno mi dica che non sono stati fatti degli errori. Perché si lamentava che non avevano i soldi, adesso dice che i soldi ma arrivano. sì, vabbè, dopo è tutto da dire, dopo è tutto da vedere i soldi se bastano, perché se tu fai un conto economico, ok, siamo stati chiusi, ormai il conto è che siamo da febbraio che siamo chiusi praticamente, perché luglio e agosto hanno lavorato solo le località turistiche e quindi le città d'arte non hanno lavorato sostanzialmente e quindi i soldi sono arrivati però non sono sufficienti a trapassare, diciamo, quello che è il bilancio di un'azienda. I costi sono maggiori a questi interventi. Per carità di Dio, dobbiamo fare i conti anche con un paese messo in queste condizioni. Sono stati spesi, mi sembra, un centinaio di miliardi anche investiti tra sanità e una cosa e l'altra, quindi uno sforzo impressionante, spesi forse anche in maniera... Vabbè, non è il ruolo mio far politica, però io sono spaventato per quello che succederà se andremo fuori a febbraio, marzo di questa situazione. Io sono spaventato per la ripresa. Dal punto di vista turistico, qualcuno mi sa dire quando riprenderemo? Dal punto di vista turistico? Fra 2 anni. Qualcuno, ecco, e 2 anni sono lunghi, sono 700 giorni. Okay? E 2 anni a mantenere una situazione così, io sfido qualsiasi che mi dica che ce la può fare. E quindi cosa bisogna fare? Ecco, cosa bisogna fare? Cosa bisognava fare forse? Beh, che adesso cosa bisogna fare? Adesso siamo arrivati al dunque. Adesso ogni azione che viene fatta non sarà mai vista positivamente da nessuno, perché siamo in ritardo su tutto. È vero quello che diceva sia Bisato che anche Enoch, che dicevano ma prima chiedevate, poi non chiedevate, ma io non sono un amministratore. Se tu mi liberi, io mi sento libero e vado. Se tu mi dici, ragazzi sì, abbiamo fatto un lockdown, siamo stati chiusi, stiamo ragionando col senno del poi, però se siamo stati chiusi per 2 mesi, 3 mesi, ma se siamo stati chiusi, tu non puoi liberarmi e dirmi che va tutto bene, non puoi farlo perché le conseguenze sono queste. Allora noi abbiamo speso soldi nelle nostre attività per rimetterle a posto, per essere in regola, e quando noi chiedevamo appunto sono sufficienti, siamo garantiti, adesso possiamo lavorare. Dopo giustamente quello che succede nelle piazze non è chiaramente una cosa imputabile all'esercente, al ristorante non c'è l'ammassamento fuori dal ristorante perché deve entrare. Se tu dici entrano 6 persone o 4 persone,
quello quando ha riempito il ristorante. Però nessuno ha mantenuto questa disciplina, questo protocollo, perché le posso dire per esempio che certi ristoranti tavolati da 10-20 persone hanno preso tutto il Covid perché erano tutte vicino. E questo le posso E allora siamo sempre alle solite, per colpa di qualcuno tu punisci no, tutti. No, allora ci sono chi deve far rispettare le regole e che le facciano Bertini, rispettare. Lo sa perché Patrizio Bertini adesso mi risponderà Segato? Perché in città come Padova, che sono praticamente la maggior parte delle città italiane, non sono come in America o in altri paesi dove c'è uno spazio enorme, nei locali, nei ristoranti sono di piccolo spazio, tanti hanno dato i plateatici, ma tanti avendo poco spazio hanno 10 tavoli, non li hanno tolti, li hanno mantenuti. Lei conosce benissimo in questo caso Padova o Venezia. Se lei entra a Venezia, ho fatto una passata a Venezia, c'erano i bancari, c'erano che non ci stavano in 10.000 dentro, capito? Scusa, non bisognava segnare chi entrava nel ristorante, nessuno. non bisognava avere questa scheda, sì. bisognava averla. Non lo fa E allora vado a controllare se ce l'hai, e se non ce l'hai tu chiudi. Ci vuole un poliziotto ogni ristorante. Ragazzi No, miei, ma non è compito mio, io devo fare il mio lavoro. Ognuno deve avere la propria responsabilità. Siamo su un paese che scarichiamo le colpe sempre sugli altri. No, avete ragione tutti, però se io fossi lo Stato, indipendentemente dalla parte politica me ne tolga, perché per fortuna sono apartitico, io dico, e faccio un ragionamento che è poi sensato, se la gente fosse corretta, fosse matura, che capisse il problema, sa che nel ristorante entrano con la mascherina giù, vanno vicino, entrano tutti, il ristoratore giustamente pur di non prendere il lavoro visto che è stato chiuso lo fa accomodare ugualmente e quindi diventa un casino che nessuno dei ristoranti in tutta Italia sono riusciti a tenere sotto controllo certe. Mi perdoni solo un piccolo inciso, direttore, ma quando io sento da decine di virologi importantissimi che guardate che la mascherina non serve, che guardate che è finito, poi. È cambiata è poi. una finta. Sì, ha ragione. Andiamo a Segato, poi io credo che non sia giusto fare di tutta l'erba un fascio. Sicuramente i pubblici esercizi sono composti da tante imprese, gestite da tante persone con tante teste diverse. Però mi collego a quello che ha detto Bertin, cioè non è corretto per il comportamento sbagliato di alcuni, può essere l'1%, il 10%, facciamo tanto il 15%. Non è corretto punire un'intera categoria perché magari c'è un bar in Piazza dei Signori che gestisce la sua attività in maniera scellerata, colpire anche tutta la categoria, ad esempio, dei ristoranti che hanno i loro posti a sedere, i loro tavoli con le sedie distanziate, registrano il nome delle persone, il recapito telefonico e quant'altro. Invece purtroppo... Mi sa dire, lei che in percentuale quanti sono questi? Che tengono tutto regolare come dice Se noi lei? dobbiamo guardare le statistiche da sanzioni emesse dalle forze dell'ordine siamo nell'ordine del 2%. Però bisogna anche dire una cosa, il 18 di maggio c'è stata la riapertura delle attività, da quel momento lì c'è stato sostanzialmente un liberi tutti, perché è innegabile che ci sono state tante attività che non sono state gestite in maniera corretta, tanti individui che non hanno rispettato le regole, ma non è mai stato sanzionato praticamente nessuno. Se fin dall'inizio si fossero usate bastone e carota, quindi sanzionato quando si doveva sanzionare, premiato quando si doveva premiare, si sarebbe entrati nell'ottica corretta di gestione e oggi magari avremo le attività aperte perché hanno gestito in maniera corretta, quindi con i distanziamenti, con le limitazioni, perché bisogna anche ricordare che venivamo da quasi 3 mesi di chiusura, senza incassi, senza contributi, perché a maggio non era ancora arrivato un centesimo né ai dipendenti né alle aziende e quindi quando si è riaperto tutti hanno cercato di portare a casa più soldi possibile. Passata la settimana e visto che sanzioni non ne arrivavano, purtroppo si è proseguito lungo questa china. Perché è lo stesso ragionamento che si tentava di fare. Ha ragione, ha perfettamente ragione, però sta di fatto che i locali hanno, per il motivo che ha perfettamente spiegato, hanno un po' tralasciato il protocollo. Diciamolo, andiamo in pubblicità, poi abbiamo tante cose da chiedervi, rimanete con noi a tra poco.